Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Allora, tu sei palesemente un intero, ma siamo già live. Chi lo sa? Chi lo sa? Non lo sa, non lo sappiamo, lo scopriremo poi. Dobbiamo fare un intro. No, mi piace questo podcast mi piaceva l'idea all'inizio perché dovrebbe essere proprio real. Esatto. Quindi quello di cui stai parlando. Qui siamo live. Sì. Me lo puoi dire adesso? No, perché Chi lo sa? Può essere. tra un'ora. Può essere. Comunque non è registrato. Possiamo iniziare. No, comunque io sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto. Anche perché poi in realtà se non sei te stesso, cioè se quello che porti nell'arte non è te stesso, non puoi definirti artista. Per più sarai un bravo interprete. Ma ci sono un sacco di ruoli secondo me nel mondo dello spettacolo e ci sono gli autori, ci sono gli interpreti, ci vuole abbiamo uno qui di spettacoli teatrali, di televisione, di tutto, no? E si definiscono tali, no? Cioè uno dice effettivamente io sono un autore, io sono un interprete, io sono un produttore, io sono un arrangiatore, anche perché molti dicono per esempio no, io sono un producer, oppure una cosa, molti artisti dicono faccio questo e quell'altro, però alla fine non, cioè però no. Molta fuffa poi alla fine. Non è così. Vabbè, comunque. Senza parlare di nessuno in particolare. No, infatti, non facciamo nomi. No, ma non ce l'ho. No, io non ce l'ho delle persone in particolare, però no, vedo molto. Sto parlando di alto livello, cioè, perché magari poi ci sta chi vuole emergere e in un certo modo, cioè fake it till you make it, cioè fingi finché non ci riesci, ci sta, no? Però quando sei un professionista e quindi c'è. Effettivamente c'è la gente che ti sta dietro, ti guarda. Quindi già ci sei. Cioè, già ci sei. Non so. Cioè. Tu quindi non hai mai caricato molto. Io quella sfida mia, mi venite a prendere in qualsiasi giorno Sotto casa. qualsiasi ora, venite sotto casa, tutto quello che dico, tutto quello che dico, ovviamente nella musica, ma anche quando qualcuno mi chiede cose, che lei, cioè perché io mi sveglio e devo essere io finché mi addormento un'altra volta. Pure nei sogni riesco difficilmente a essere qualcuno. Allora, non ho mai segnato un'altra cosa. tu sei stato il mio top artist su Spotify 2019. Wow. Grande. Cuore senza paura. Frate, è una poesia quella canzone, è una poesia Quindi sono bellissima. pesci di musica, top. Così dicono. Ok. Vabbè, ha avuto il tuo secondo di gloria, grande. Te la sei giocata alla grande. È vero. Grazie. La tua carta. Preferite così. C'è il sottotitolo dell'album perché si chiama Monte Calvario. Cuore senza paura, sì. Non so se è la tua più... Allora, in quel disco di quel disco, sicuramente è un brano che per me è epico, cioè proprio, ma come è stato prodotto, anche perché quello l'ho fatto con Fish, ed è cioè proprio la produzione è un qualcosa di grosso, cioè si apre proprio come un pezzo di Adele, capito? Sì. Non è una roba che tu fai perché si porta quella cosa lì, cioè È completamente strano. là è proprio l'esigenza di voler fare una cosa che ti piace, non una cosa che funziona, perché poi non è un brano che si può mettere sicuramente nel mercato per dire cioè è un po' Mengoni può fare una cosa del genere, però come l'ho fatta io era molto più blues, era molto più partiva da una roba che era difficilmente poi collocabile in quello che era il mercato italiano, quindi Tu c'hai molto questa vibe, molto R&B, molto... sì, io vengo dalla cultura hip hop proprio da quando sono piccolo, cioè è sempre stata proprio una cultura per me, cioè proprio una religione. Ecco. Quindi mi ha cresciuto e mi ha insegnato tutto quello che so adesso, perché non è un genere, è proprio una cultura, cioè l'hip hop è un modo di vivere, e quindi mi sono affascinato da piccolissimo e mi ha sempre guidato. E l'R&B fa parte di quel mondo lì, quindi sicuramente quelle vibe R&B arrivano da tutto il mio background. Questo fatto che l'hip hop è un modo di vivere, una cultura, Sì, secondo te ad oggi è ancora reale, ancora vero? Si è persa. No, esiste proprio, cioè proprio, ma proprio dalle basi, se tu chiedi proprio in giro non sanno manco cioè, prima si dicevano, sai, il knowledge, no, hip hop, no? Uno doveva sapere conoscere le arti principali, cioè non lo sanno, non si sa. Cioè non si sa ora qui, in questo momento di musica in Italia, ovviamente se vai in America è tutto un altro, come dire, fa parte proprio della loro cultura.
Però magari in Italia, in nuove generazioni no, la massa no, soprattutto. C'è poco hip hop anche come dire, nei social, cioè c'è molta musica ma c'è poco hip hop, cioè poco hip hop non come genere, come attitudine, Mood, come attitudine, perché l'hip hop è un'attitudine proprio che uno ha come stile di vita. Noi a Napoli siamo sempre stati molto più vicini alla mentalità, perché già, per esempio, non solo dell'hip hop, ma in generale anche di questa, per esempio, quando Pino Daniele si univa per esempio il blues e tutte le influenze americane con la musica napoletana, si dava qualcosa di magico, perché comunque ci sono dei punti di incontro tra queste culture, no? E nell'hip hop ancora di più, quindi perciò l'hip hop napoletano è veramente veramente forte. Perciò per esempio dalla Famiglia, i 13 Bastardi, Cosang, cioè veramente tu senti quella musica e dici wow, e dici questo è real, no? Sembra proprio quella cosa là, cioè dici questo è proprio, cioè pare proprio, sembra americano, certo, cosa, quella che dice proprio, no, sai Ghetto, perché poi non è, l'hip hop non nasce con tutto quello stereotipo di gangsta rap che poi è nato negli 90, cioè nasce proprio da un'altra cioè da un altro principio che viene proprio dall'unione, insomma, è tutta un'altra cosa, però sicuramente parte dalla strada, quindi da una situazione un po' disagiata, e sicuramente il sud in generale è il posto migliore dove in Italia poteva crescere una cultura del genere. E quindi pensi che l'hip hop rap napoletano sia il più forte d'Italia? Ah sì, assolutamente sì, ma, però per esempio ho avuto grandi testimonianze, anche a parte dell'hip hop milanese, ma poi Neffa, che comunque è stato un pilastro del rap italiano, e con cui ho avuto l'onore di collaborare anche ultimamente, cioè mi ha fatto capire, cioè mi ha insegnato nel tempo che tutta la scuola, anche bolognese per esempio, facciamo un esempio, no? Come pure quella romana, ma per esempio ci sono, cioè, però anche lui dice, cioè, a Napoli è nato fatto, capito? Però comunque ci sono grandissime scuole di rap anche in altre città, però la credibilità che sicuramente ha il sud è diversa, cioè perché proprio il peso delle storie, più credibilità, non si sa perché. Ma perché la credibilità se vuoi parlare di strada, cioè estremità, cioè poco ci sta da fare. Poi puoi fare le cronache come facevano magari non so, i Public Enemy in America, i Mobb Deep, sai, che parlavano di queste cose qua, e poi i Cosang l'hanno fatto in Italia. Comunque Luca Antonio non è che si sparava, no, cioè comunque erano ragazzi che raccontavano ragazzi di famiglie per bene, non di famiglie criminali, che raccontavano un mondo, perché erano lì, no? E quindi facevano un po', come dicevano loro, la CNN del ghetto in America. Oggi facevano anche questa cosa e lo facevano bene. Per farlo ci devi nascere, quindi... No, ma devi avere, prima di tutto, per farlo e parlare di certe cose, ovviamente se tu vieni vicino a me e mi vuoi raccontare una cosa di cui non hai proprio nessuna, certo, nessuna conoscenza, io non sono manco a sentire, perché non hai, ti dico, ma tu non... Chi sei? Sai questa cosa qua. Quindi è normale che se sicuramente tu vieni già da un certo posto e sai... Poi non è, da solo io nata a Scampia insieme a Scisa Coppa, cioè nel senso che sta tanta gente, cioè, però comunque lo capisci. Poi è normale, nei racconti è palese che la senti la realtà, capito? Cioè tu mi puoi prendere per il culo fino a un certo punto, infatti molti si sgretolano a un certo punto, che non sono credibili, quando viene fatto proprio il test della street credibility da chi poi ne capisce, dice vabbè questo è fake, palese. Però alcuni dicono wow, cacchio, quell'immagine è proprio quella roba là, e la senti perché l'hai vista, la senti perché l'hai proprio vista a 1 metro di distanza, quindi quella sicuramente lo capisci. Ma sei scaramantico? Ma forse prima era un po' di più. Oppure simbolismo, sai, perché vedo... Sì, un po'. No, questo sono molto legato al cuore sacro. Per il... Sì. Poi la mia versione, sì, il mio nuovo proprio. Gli ex voto. E questo, per esempio, io sono dei quartieri spagnoli, no? E sì. Di fronte a casa mia c'è questa chiesa dove io quando andavo da piccolo vedevo sempre questi cori. Il cuore sacro. Dell'ex voto, no?
ex voto è questa richiesta di grazia, no? Che si faceva per avere magari la guarigione, Una grazia. o fare qualcosa, una grazia. L'ho visto un po' come un simbolo di speranza, no? E di richiesta per avere qualcosa indietro. E quindi mi ha sempre affascinato. Te lo stai portando dietro? Sì, me lo sono già ormai da un po'. Ma infatti io percepisco anche nelle tue canzoni, perché è vero, parliamo di street credibility, però comunque la tua è una street credibility molto diversa, molto più... Ma io sono Bono Aglio. Capito, C'è scritto Good Boy sulle mani. No, ma non per quello, ne abbiamo parlato prima che venisse. Esatto, cioè alla fine Abbiamo trovato una... canti d'amore, quadra. tu canti d'amore alla fine. Ma a Napoli i peggiori cantano. Dici, Vabbè, tu non sei tra quelli. No, nel senso, no, i peggiori nel senso quelli più veramente cioè tu vedi per esempio tutto il panorama più stretto di tutti, qual è? Quello della musica neomelodica, certo. No? Che viene proprio dalle strade, è sempre stata la voce delle strade. Si parla d'amore, soprattutto. Quindi, Sì. diciamo che chi vive la strada non è parla di strada, perché sennò ti trovi male. Secondo me, cioè ti trovi in delle situazioni un po' spiacevoli. Cioè io non è che mi posso affacciare alla finestra e raccontare tutto quello che sta succedendo, perché sennò non mi verrebbero a prendere a Se no, casa, canti di strada una volta. Ma già l'ho detto Forse parecchie due, volte. Ma non è sì, ma poi ma mi sto proprio male. Non puoi campare in un posto se cominci a raccontare, perché comunque il quartiere ha un suo equilibrio, anche non solo nella criminalità estrema, ma ha delle dinamiche che fanno parte di un piccolo ecosistema che magari dove anche le persone che hanno molto poco devono cercare di sopravvivere, anche non per forza il criminale perché è una game merda e vuole c'è malato, ma c'è anche gente che vuole sopravvivere. Io Certo. ho scritto un pezzo, quello per Gomorra, che si chiama Surdato, dove io racconto comunque i ragazzi che non hanno una chance, non i ragazzi che sono esaltati e vogliono sparare gente. Io dico che ci devi, la frase che si ripete sempre è CHP, cioè ci devi capire se a un certo punto uno è costretto a fare questa scelta perché non ha proprio un'altra possibilità, quindi l'accusa là è al sistema che è sbagliato, che non ti dà una via di uscita, perché poi te la puoi prendere con i determinati player fino a un certo punto, ma poi devi capire perché tutto questo succede, perché altrimenti tu continuerai a mettere in galera gente, a arrestare, a fare dire, però il problema non risolvi il problema, perché comincerà sempre. Quindi prima o poi inizi ad odiare il gioco e non i giocatori, questo è... Devi odiare il gioco, perché senza gioco non ci sarebbero i giocatori, cioè, quindi bisogna fare qualcosa sicuramente, ma non cioè partendo proprio dall'inizio, partendo dalle scuole. Secondo me la cosa principale è cambiare la testa dei bambini, cioè tu il futuro lo cambi quando cambi la mentalità dei più piccoli, gli togli quel fascino della strada, perché quelli hanno visto solo quello. Cioè tu non puoi prendertela con un bambino che ha visto solo un tipo di realtà, non conosci nient'altro, conosce solo quell'attitudine, quel modo di rivolgersi, E cresce pensando sia la cosa. cresce Cioè, pensando che sia la l'unica cosa giusta che e che sia la normalità. Cioè è una questione di educazione. Io sono stato educato in un quartiere difficile da persone invece che mi hanno educato, i miei genitori sono persone per bene, mi hanno educato benissimo, e io perciò mi sono riuscito, cioè io sono stato fortunato perché comunque i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente, tutto. E quindi ho potuto vedere una realtà e non esserne completamente preso, perché sapevo che cos'è, quali sono le alternative, già conoscere l'hip hop, no? Che mio padre mi comprò il disco di Jay-Z, ma non poteva mai succedere in un Wash, No, certo. perché poi io sono cresciuto con la musica napoletana, la musica americana, perché fuori dal balcone sentivo quella musica lì, e a casa sentivo quello che volevo io. Magari mio padre, oltre a Pino Daniele, sentiva Pink Floyd, capito? Quindi c'avevo questa fortuna, e mica tutti hanno questa fortuna. Io sono uno che ha avuto culo di questa cosa, no? Magari potevo fare completamente altro. Per una cosa che abbiamo notato, che accomuna la maggior parte di tutte le tue canzoni, È che alla fine, sì, è vero, io ho detto prima, tu canti d'amore, ma d'amore che finisce sempre male, sempre una merda. Disse Neffa, quando sei felice stai al bar con gli amici e ti diverti, non scrivi le canzoni. Questo me lo disse la prima volta che ero in macchina mentre stavo andando in studio. Ok.
perché è vero, in realtà vabbè, poi vi spiego poi nello specifico. In realtà succede che sei mosso sempre da quei momenti. Infatti le canzoni che ti sono più struggenti, anche per quando le ascolti, sono quelle là che un po' che hanno quel malessere dentro, no? Perché poi quelle mega felici, sì, vabbè, però ti diverti tutto. Però quelle che ti entrano dentro, no? Ed è lo stesso per chi le scrive. Cioè, comunque L'hai scritta per un motivo. perché sì, perché c'è la passione, c'ha un altro suono. Quindi le canzoni belle le scrive chi soffre. No, vabbè, non è per forza, non voglio. No, però sicuramente chi vive molto, cioè chi scrive, mi confermi, autore, anche chi scrive, anche per esempio, appunto, che ne so, se sei un autore televisivo comico, i comici per esempio, cioè i comici, Sì. cioè cacchio, mica comico, persone che soffrono di più. tutti i comici che conosco hanno un buio dentro enorme, e non è facile, perché comunque per rispondervi e non dilungarmi troppo, forse sarà stato anche legato a un momento, c'è stato, lo dico perché tanto ormai dico tutto, salve, mio fratello, Sì. c'è il Silvioso, la mia spalla, la mia sicurezza, ma non sicurezza, security, la mia sicurezza. La vita. Sì, no. Ok. Comunque, beh, sarà stata anche una storia che mi ha segnato tanto di tanti anni fa, che mi ha permesso di scrivere la maggior parte delle cose che ho scritto. E quindi ringrazio per questa storia perché mi ha dato artisticamente tanto. E devo dire che quando ho bisogno di scrivere qualcosa mi rifugio ancora in dei ricordi. E quindi è un po' la mia salvezza quella storia. Che ovviamente non è finita bene, ma quindi mi riporta un po' questa cosa Ti danno di che che mi pensare, torna. insomma. Sì. Perlomeno scritto. Però per esempio, ecco, una cosa, però avete centrato un punto fondamentale della mia discografia futura. Ok. Ecco, ok. Allora, io in realtà ho fatto degli EP e tutto, però di album ne ho fatti 2. Uno che era completamente incentrato sulla figura della donna, che si chiama Femmina, e quindi parla d'amore, ovviamente, cioè del mio rapporto con queste donne. Quindi aveva come, insomma, un concept album e ci stava. Però Monte Calvario comunque ha altri temi. Cioè, Cosa senza paura non è una canzone d'amore, Surdato non è una canzone d'amore, New York Now Hotel non è una canzone d'amore, ci sono dei brani, Via dei Mille non è una canzone d'amore, A casa mia non è una canzone d'amore, perché prende lo spunto che sto parlando a una ragazza, ma per spiegarle una mentalità, cioè delle radici e tutto quanto. Quindi diciamo che nel primo disco c'era più di quella, perché ero fidanzato forse, no? Ah, ecco. Con quello poi. E poi forse da quel disco in poi c'è stato molto più romance, no? Però mi sono detto che sicuramente il terzo disco non sarà un disco troppo non sarà del tutto sentimentale, ma troppo sentimentale. Ci sarà ho tante cose da dire che non fanno parte del rapporto tra me e una donna, sicuramente. Però è bella questa cosa, io sento... Non tra me e un uomo, che magari uno fraintende, però non discrimino, però non sarà questo. Ci sono delle cose che devo dire, sicuramente devo tornare su dei concetti. Quindi è sempre sfogo alla fine. Ma è un'esigenza, sì, uno sfogo, perché comunque scrivere è un'esigenza, non è una cosa che, cioè, a volte ti devi forzare tutto, però è un'esigenza, cioè non stai male se non lo fai, cioè almeno per me, non è che dici, devo andare a scrivere che sennò mi staccano, cioè certo, mi staccano anche il gas, se non scrivo, però ho la fortuna di fare quello che mi piace, però devo dire che riesco a fare quello che mi piace quando spengo i social, quando non mi guardo attorno, il discorso che stavamo facendo prima, quando non vedo dove sta andando tutto questo. Vabbè, volevo dire una cosa però un po' pesante, ma forse dopo ve la dico. Perché? No, ma Quindi è tutto quello che vuoi. Magari no, una perché poesia vedo che tutti quanti dicono, c'è questo fatto, no, diciamo c'è un mezzo pensiero, no? Vai, Cioè che siamo tutti quanti tutti dicono Napoli ovviamente è il momento di vittoria. Sì. Che tipo di vittoria? Per il Napoli, per la squadra? No, dicono che Napoli a 360 gradi è un momento di vittoria. Ok? Il Napoli sicuramente vince lo scudetto. Solo Poi? per la squadra. Poi?
Siamo pienamente d'accordo. Dove siamo? Dove stiamo vincendo? Cioè, come stiamo vincendo? Oltre che nel Come calcio. stiamo vincendo? Cioè, in che modo stiamo vincendo? Ho capito. Non lo so, io non mi sento rappresentato al 100% per come stiamo Da tutto vincendo. questo. Al generale, io penso che io la città la vivo. Io sono nato e cresciuto in quel posto e scendo, vado a prendere il caffè, cammino per strada, su mia agenda, vado a fare spesa. Cioè, è una città che la vivo la notte, la vivo il giorno, e lo sanno tutti a Napoli, non per dire, cioè io ci sto. E vedo che Napoli è tante cose, no? Quindi è giusto, però se Napoli deve vincere tutta Napoli, tutte le facce della città. Ok, quindi no, che Napoli vince, chi light, Napoli, la città di Napoli si è alzata e ti sto vincendo. Siamo sicuri che non stia sorridendo Partenope in questo momento? Per come la vedo io, sì, per un lato sì, una parte di Napoli sta sicuramente vincendo e io sono contento perché sicuramente è ottimo, perché fa parte della città. Ma ci vuole ancora tanto lavoro perché non tutte le anime di questa città stanno vincendo. Cioè sta vincendo. L'anima reale, per esempio, un artista che per me è veramente rappresenta Napoli, l'anima di questa città è Nino D'Angelo, non perché sono di parte, Ok. ma perché è un'anima buona. Cioè è proprio il scugnizzo che ce l'ha fatta, però è buono. Che veramente ha È così- vissuto Napoli, Cioè, 360 gradi. Però dico, mi fa piacere che stia vincendo parlo a 360 gradi, non solo musicalmente, non sono dissing, anzi io sono cioè, figurati, anzi mi piace molto il disco Joelie, mi piace un sacco, che ne so, cioè, ok, tutto a posto. Però ci sono tante cose che stanno ancora perdendo, cioè che lo stiamo ancora pigliando in mazzata, secondo me. Cioè ci sono tante realtà che soffrono ancora. Quindi Napoli, sì, forse spero che vinca veramente. Ci stiamo lavorando. A breve. Quindi per riconnettermi al prima... Ti piace il caffè? Mi ricollego. Esatto, bravo, Ti piace facciamo il un caffè, Esatto. facciamo A me sì, molto. Solitamente facciamo il caffè qua. Senti una cosa, stavo anche pensando, domanda di rito che praticamente facciamo un po' a tutti quanti, anche se più che intervista questa dovrebbe essere una chiacchiera, quindi è più una curiosità nostra. Ma che Bellissimo. a questo mi ricollego. La storia di Napoli. A questo mi ricollego. Qual è secondo te ad oggi la cosa più importante che hai fatto? Per te, proprio per la tua vita. Far sedere i miei genitori a Sanremo. All'Ariston. Non tanto andarci io, ma dargli qualcosa indietro. Perché non hanno potuto vedere la mia laurea o che ne so, qualcosa che magari un genitore dice, perché comunque devi fare, cioè un po' che i genitori ti hanno dato la vita, ti hanno fatto crescere, qualcosa qua indietro gli devi dare, no? E io non che dicevo, no, ci sono riuscito da questo. Che tipo di persone sono? Cioè, sono sempre state dietro di te ad aiutarti o cioè, ti hanno mai spronato? O... Con la musicalmente? Sì, sì. Sulla musica? Lavorativamente, quindi musicalmente. Sì. Beh, no, fino a Sanremo, cioè, tutto come dire, erano molto preoccupati, capito? Perché comunque tu, belle potevi uscire a Napoli e dici no, voglio fare Vanessa. Che poi non ho mai detto effettivamente vuoi fare il cantante. Cioè, ma chi mi conosce da una vita, come ti penso? Cioè, io alla fine, quando poi è cominciato a diventare veramente un lavoro, è stato veramente molto dopo, perché tu non è che ti svegli e dici io faccio musica. E come fai? E da dove cominci? Come, chi parla? Cioè, non è una cosa facile, capito? Non è un sogno che tu dici... Ecco, non è permesso tanto sognare su queste cose, se non conosci. Per esempio, a Napoli... quando negli anni in cui io ero proprio piccolo, cioè nel 2006, 2014, scusami, 2004, 2005, 2006, quando avevo 14, quindi 16 anni, io sono nel 90, quindi Grazie. è già girato. Ne amaro, zuccherato. Fa schifo, Amaro e fa schifo. Non è vero che fa Ma sono che coppie quartiere, amaro. Il caffè si beve amaro. Amaro. Così potrei dire che ho fatto, Bravo. così potrei dire che ho fatto un ottimo caffè. Allora, Questo questo, stiamo vedendo coppo. questo dovrebbe essere un cucchiaio, Vai, giusto? vai. Confermate? Sì, sì. Questo è un Quanti te l'hanno cucchiaio. chiesto? Quanti te l'hanno chiesto lo zucchero quando sono venuti qua? Quasi tutti. Tutti quanti. Quasi tutti. Allora. Quasi tutti. Comunque- Eccomi, vi sentivo. Non c'ero, ma vi sentivo. Comunque, non è che non ti è permesso sognare,
in determinate situazioni, cioè in determinati contesti, però sicuramente non sognare così tanto, perché cioè, veramente fare il cantante, poi nell'hip hop, le cose, mi diceva. Figura di arrivare a Sanremo. Vabbè, Sanremo non era proprio Nei piani. pensieri. Astrali. Ok. Io comunque Sanremo è stato... Ma perdona, mi ci mancherebbe, quando vai? no, C'è questo brutto video. siamo tutti... Dici. No, Sanremo non era una cosa che avevo nella mia agenda, già la Sanremo, io non me lo aspettavo proprio. Certo. Quando io ho fatto il pezzo con Nino D'Angelo, perché Nino era ospite del mio album, vabbè, non vi racconto tutta la storia, sono intimati di 3 ore, per far capire come ci ho portato a Nino D'Angelo. No, però quando abbiamo fatto il pezzo e alla fine l'abbiamo chiuso in studio e tutto, lui si girava e dice: ma secondo me sto pezzo dai a Sanremo. Ed è Qual è la voce in cui l'ha detto veramente? Cioè, secondo me lo pezzo è Sanremo. Secondo me questo è da Sanremo. Come? Cioè tipo sì, proponiamolo. Quindi la mia discografica, cioè i miei discografici lì dissero: no, sì, proponiamolo. E lo abbiamo proposto a Baglioni, a tutto il team, ed è piaciuto. Bella buona mangiatura da Sanremo Non si con la sa maglia come. quartieri spagnoli. Che poi subito fece la prima cosa, le prime prove all'Ariston, io con la maglia quartieri spagnoli. Hai portato Così, la tua il tuo posto. sì, ho portato. Con onore. Sì, lo dovevo fare. Perché con qualcuno doveva farlo. Certo. Quindi sono stato fortunato, anche perché Nino mi ha dato la possibilità veramente, perché altrimenti avrei fatto Sanremo Giovani, io non ero un big, assolutamente, figurati se facevo. Lui mi ha detto: è giusto che la gente conosca questo brano, conosca quello che sai fare, perché lui ci ha tenuto fin da subito. Per me, anche inizialmente proprio come persona, perché poi noi siamo confrontati le prime volte, ci siamo rivisti in tante cose simili, e lui ha un cuore enorme, veramente. Per me è un maestro a 360 gradi. Non ho mai avuto una figura di riferimento prima di lui, nessuno. Io non ho mai, purtroppo sono uno dei pochi che si è imposto, quel poco che ho fatto veramente ho fatto tutto autonomamente, cioè non mi ha mai dato niente qualcuno, oppure sono uscito sotto un altro artista, mi sarebbe piaciuto, però non ho avuto questa cosa, quindi un po' mi sono dovuto ingegnare, Se tuo papà ma tuttora e lui è stato l'unico effettivamente che mi ha spiegato un po' di cose. Cioè che io ho avuto l'onore di averlo fianco a fianco, che lui si è voluto mettere alla pari con me, no? Dice: tu si vuoi un cielo mio, fai che dici. Cioè lui ha avuto l'umiltà di un artista immenso di mettersi alla pari con un ragazzo esordiente, e di dargli una possibilità enorme. Quindi questa è già con questo impari tanto. Sì, l'umiltà è una cosa incredibile. Cioè, molti a volte dicono pure che io sia poco umile, ma perché non mi conoscono bene in realtà. Io faccio tanto scemo, ma poi veramente cerco di mantenere questa cosa. Infatti tu hai detto non sono Faccio scemo. Puoi anche fare lo scemo. Faccio scemo. Non sono un big, però parlando di numeri. Sì, ma i big sono altri. Cioè big, aspetta, big artista o big intrattenitore? Certo, vabbè, non dico che sei intrattenitore, dico che semplicemente hai fatto una canzone che penso sia stata un anno in radio in continuazione. Una continuazione, ha fatto 10.000 stream su YouTube solamente, non immagino nemmeno quanti su Spotify. 10 milioni. A casa, Può essere 10.000, giuro. 10 milioni. Erano 10 milioni. Ma stava facendo C'era qualche zero in più. 13 milioni pure su Spotify. Sì. Quindi no, vabbè, a casa mia è stato un inno. Ma è stato da Switch? Cioè da lì? Sì, che è partito Più di Sanremo. Sicuramente, più di Sanremo. Più di Sanremo perché quel pezzo ha preso proprio la Napoli. Sì. Cioè quel pezzo ha detto... E non solo. Perché questa cosa? Perché poi l'ho capita poi suonandola in giro per l'Italia e non. Perché noi siamo ovunque, ma non solo i napoletani, ma in realtà vabbè, chi si sposta da casa, chi è costretto a spostarsi da casa, quindi questa canzone l'hanno sentita molto anche chi non aveva più la fortuna di vivere nella propria terra, quindi voleva riavvicinarsi alle radici, sentirsi un po' più vicino a casa, e quindi si scaldava un po' questo brano. Quindi un po', io l'ho scritto a Milano poi, nel periodo in cui stavo a Milano, ed era perciò io dico, cioè
io scrivo esattamente quello che sto vivendo in quel momento, cioè niente di tutto quello che ho scritto fino adesso è stato frutto di fantasia. Ti mancava E a casa mia, sì, ma poi perché stavo spiegando a una persona che aveva un pregiudizio in quel momento, in realtà come appunto il pregiudizio, perché Napoli è sempre stata dipinta in un modo. Infatti dicevo, Nenè, non ti preoccupare, Ogore è l'unica cosa che ti possa rubare, che si dà vicino ti possa rubare, perché diceva sti scema, non pensarli, non pensare a tutti questi che si vogliono fare e malamente sono atteggiati, perché alla fine sono fake. Noi al massimo ti possiamo rubare il cuore, no? Niente di più, quindi, ed è la maniera più semplice, perché poi non c'è manco tutto questa, cioè se tu la vedi è una frase banale però vera, quindi non c'è manco bisogno di fare queste grandi capriole autorali per fare arrivare un messaggio che è sincero, perché quando è sincero ti arriva. Quindi quando dico porti il colore alla gente, casa mia, non si parla solo una lingua, nel senso che non abbiamo solo, noi abbiamo anche quello che dicono che sia un dialetto, ma in realtà è una lingua. una seconda Cioè, lingua, sì. parlo di qualcosa di cui andare fieri. Storia che parla in Uregna, casa mia, tu chi lo chiami. Vabbè, comunque cerco anche di dare una. Poi nella seconda strofa della versione originale, non quella con Samurai J, parlo del fatto che noi prima, cioè noi non possiamo essere, c'era un po' una tematica sociale che parla dei migranti, no? Di chi viene qui, magari muore anche nel viaggio, su barconi, cose varie. Noi l'abbiamo fatto prima di tutto questo. Noi siamo andati in America, dicevo, prima per noi era l'America, Mongo per Varca Sicilia, sembra una meta da raggiungere. Ok, quindi noi prima molti cadaveri di migranti nell'Hudson River cioè, ci sono ancora probabilmente, no? Perché non riuscivamo a superare il viaggio, quindi nel senso noi non possiamo permetterci di discriminare se prima di tutto ha fatto parte, cioè prima noi abbiamo fatto questo e fa parte della nostra cultura. Siamo i surferi. Quindi perciò dicevo non giudichiamo troppo, Ci sta. perché l'abbiamo fatto tutti, cioè ne siamo una sola cosa, e quindi non è manco a dire Napoli, ma noi, poi quando sono andato a cantarla fuori in Italia ho detto ma pure in italiano, così sia Milano, se vai fuori dicono italiani, però così, quindi in realtà è inutile che ci schifammo una parte una, siamo tutti uno, Bello. capito? E parliamo invece del fatto che tu sei liberato. Sono disperato. Ah, Però ecco, no, questa cosa mi fa ridere adesso perché comunque è palese, no? Il fatto che sia uscito il nome di non lo so, lo puoi dire? Lo puoi dire? sì, no, Ah. no, io l'ho scoperto 3 anni prima, Ok. però per rispetto del suo progetto non ho detto nulla, Ok. potendomi salvare benissimo nel culo in quel momento, perché magari perché comunque è stato pesante per me. ci vedo, penso che era azzeccato tutto il cervello. Certo, Ah, ma consiglio che fai per mesi, dai. Si arriva avanti liberato, comunque avanti liberato, relazioni sentimentali, No, a me questo è stato il playboy liberato. è stato 6-7 anni fa. Sì. Sarà stato. No, 5 anni fa. ci piangi, comunque. Sì, viaggio un po'. No. Oddio, però Ma infatti... sì, forse 6 anni fa, sì, dal 2017. Comunque, sì, ad oggi. vabbè, comunque, perché vabbè, Peccato, ma dici- comunque, vabbè, in quel periodo, dopo un po' che ridi un po', però a un certo punto stancante. Quindi io per sopravvivere ho dovuto capire effettivamente con i miei mezzi chi fosse. Però ovviamente poi non ho. Potevo anche dire, ma io so, queste sono le prove e tutto quanto, potevo far uscire tutto. Però per rispetto non si fa una cosa del genere. Per l'arte, anche perché è bravissimo, cioè nel senso, per rispetto di Per te, un per lui, artista. per te, per no, lui. ma per me, a parte che è un famo, ma E anche proprio per l'arte in sé per sé, nel senso io sono uno di quei stupidi forse a cui non interessa sapere chi è effettivamente quella Certo. persona. Anzi, a me piace l'idea che sia questa voce fuori dal mondo che racconta questa Napoli un Sì. po' internazionale, un po' no. un po' internazionale, perché diciamo è molto Napoli cartolina, non è un napoletano, capito? Cioè non è un napoletano. Napoli da film. Cioè, Esatto. no, è una cartolina, è bello, è Sì. magico, no? È un po' la Napoli per tutti. Ok. È un po' quello che è un po' la musica che possono ascoltare anche molto più fuori Napoli per sentire un po' le vibes un po' napoletane. Però se mi chiedi proprio Napoli, cioè ti dico altri artisti, cioè capito? Nel senso, se proprio Non pensi a lui. vuoi sentire il sound
e Napoli, cioè è Sì. nato fatto, ok? Però quello è molto bello per rendere accessibile Napoli un po' a tutti. L'ascoltatore medio è un po' cioè un po' più di classe un po' più elevata, un po' più colto, un po' più milanese, un po' più indie, un po' più così, ci sta, a quel tipo di prende. Però se vai a mese Vic non si è liberato, capito? Chi è che canta la Napoli? Chi è che racconta la Napoli vera? Oggi la voce delle strade a Napoli Sì. è Geolier, Sì. perché Geolier rappresenta proprio i ragazzi di adesso. Cioè Geolier proprio, se tu lo vedi, funziona perché lui è quello, è quella cosa là. Cioè lui rappresenta proprio il ragazzo di adesso, che non so, cioè da un certo punto di vista A 360 gradi. sì, no, lui è proprio la nel voce bene e nel male. di questa generazione, capito? E lo vedi proprio, è ovunque. Ma non perché qualcuno gliel'ha infilato in bocca e tu devi sentire Geolier, perché la gente ascolta Geolier sempre da secondiano. Sì, ma anche gente non di Napoli. Infatti prima Sì, dicevo vabbè, anche perché da poi nord. adesso è molto cool, sì. Esatto, questo ti volevo chiedere. Sì, perché però sono è sempre diventato visto- perché, vabbè, il discorso è lunghissimo. Cosa vuoi dire? No, nel senso, è che ci sta, Io ho notato che va di moda a Napoli. Non so se va mi di moda a spiego. Napoli o Cess, capito? Cioè, no, nel senso ma che quello perché? che fa. Come mai? Perché a noi come ti devo spiegare? No, perché il Napoli, cioè, non perché lui è sbagliato, anzi Cioè, il va pregiudizio- fortissimo. Però va bene quando noi ci vestiamo a Policenella, capito? ok. Allora, quando ti vesti a Policenella sei giusto e stai facendo il tuo mestiere da napoletano. Ho capito. Però quando vuoi fare La caricatura. perché non c'è perché i napoletani intellettuali, intelligenti, la gente colta, così non diventa famoso, cioè non è forte su TikTok, la musica fai in quel colta, modo. napoletana. Cioè perché quando suonavano i napoletani di tanto tempo fa, ok? Cioè i grandi maestri della musica napoletana non erano gente ignorante, erano grandi maestri della musica napoletana. A Rostanna. Cioè, non è che non ci sono. Però bisogna. Perché non funzionano tanto? Perché a molte persone non fa comodo che funzionino tanto. Fanno meno soldi. Fanno Perciò fare io meno dico, soldi. va bene che cioè io sono fan di alcune cose di Geolier perché mi piace, perché ci sta, perché quel mondo là qualcuno deve portare avanti l'eredità dei Cosan, no? Perché ci sta. Ma tutto il resto è la musica chi ho fatto sto fatto? Ci sono, io li conosco tanti, potrei fare un sacco di nomi, amici nostri bravissimi, ok? Da Roberto Colella, Tommaso Primo, tutti quei grandi. Come no? Come no? Come no? Tutta quella Napoli bella anche di musica, ma non tantissimi, ma anche nel neomelodico. Voglio fare un esempio estremo, Marco Calone con T'aggi buttato una rosa. Molti possono storcere il naso. È una hit. È una bellissima È una canzone. hit. Perché Sì. quando la canta Gabriele Esposito, tutti quanti. Certo, tutti a Ci sta, grande Gabriele Esposito e tu. Ma che lui pezzo, quando fa Marco Calone, però è Napoli. Mm. Quello è Napoli. Quello è Napoli. Eppure il testo è lo stesso, è cantato in modo diverso. E canta in alto. Poi ti possono piacere dei pezzi, cioè, ma anche per esempio voglio fare, cioè, Dio. Ma pure Nino D'Angelo, cioè questo pregiudizio è nato con Nino D'Angelo pure. Perché Nino D'Angelo diventava una macchietta dei film quando faceva capito, faceva proprio il napoletano e tutto. Poi quando ha fatto tutta quella roba di musica world di un livello immenso, cioè veramente molti ovviamente l'hanno capito, però ovviamente fa più rumore quando vedi che Nino D'Angelo fa un macchietta, è diventato, che per me è idolo perché è un'icona. Però perciò dico, è bello, sarebbe bello vedere Napoli vincere a 360 gradi, non solo quello che gli altri vogliono vedere di Napoli, non solo devo studiare Policinelle si forte, allora E magari quando è esci dalla chiaro. tua regione sentire che non sei preso poi così sul serio, c'è sempre perché un po'... quando stai a tavola con loro non dicono terrone, ma quando tu ti alzi e te ne vai, terrone è come esce il discorso. Lo dicono. esce, lo dicono, te lo assicuro al 100%. Ancora, 2023. Te lo assicuro. Non lo dicono solo quando tu ti siedi a tavola. Quando ti alzi e te ne vai dicono poi sono terroni, ma lo dicono con quella leggerezza. Te la lo ha la leggerezza. Ok? E basta.
E non era una minaccia, era una... No, pure perché Napoli fa paura, cioè, mo lo stanno, cioè, nelle classifiche va forte, mo abbiamo detto Geli che comunque è un macigno in classifiche, è una bestia e tutto. Però metti caso che una volta che Geli, però Geli fa comodo perché comunque Geli, capito, vuole fare un po' tipo la Gomorra perché va bene, perché mare fuori. Mare fuori è sempre criminalità. Io ho già fatto Gomorra, non è che voglio dire... No, Mare Fuori è Gomorra per i più piccoli, fondamentalmente. è un teen Gomorra. Sì, esatto. Però sempre un crimine, allora che bellissimo, ecco. Per fortuna poi c'è il Sorrentino, delle cose un po' così, quindi ogni tanto escono... Però c'è tantissimo altro, cioè noi potessimo fare un business lo showbiz italiano potrebbe essere anche solo prodotto a Napoli. Sì, ragazzi. Per tutto quello Quanta roba c'è, per tutto quello che quanta roba di qualità. Il cinema è stato girato, penso, negli ultimi 2 anni quasi tutto qua. esclusivamente a Napoli. Quindi, perciò dico, spero che sia un qualcosa che poi cresca sempre di più e che poi porti tutta, come dire, a 360 gradi. Sorrentino non è stato il primo dopo Benigni a prendersi l'Oscar. Non lo so. Se non però... sbaglio è stato subito dopo. Dicono dalla regia, mi vuole sì? Che Benigni nel 99, se non sbaglio. Sì. E vabbè, pure lui calpestando la testa di... Vabbè, sì, un'altra macchietta. Un genio. Anche lì è un'altra macchietta, sono d'accordo. Sì. E l'avrebbe vinto pure Troisi, forse magari. Un giorno. Un Troisi l'avrebbe voluto vincere. Una curiosità. Ecco, Troisi, per esempio, è una bella immagine, no? È una Napoli bella quella. Tu sei molto appassionato di comicità? Stand-up comedy? Ho fatto Made in Sud l'anno scorso. Ho fatto... ok, non lo so. Ho fatto la parte musicale con Mavi, cantavamo ogni puntata, quindi ho avuto modo di conoscere un po' tutti lì. Abbiamo scarpato. Perché la mia curiosità era, oltre alla musica, magari quale altra passione... Il cinema mi piace assai. Cinema. Grande. Sì, mi piace molto il cinema. E poi... Ma l'arte... in generale mi piace la pittura... No, ma l'arte mi piace a 360 gradi, non c'è una cosa che dici, ok... Vabbè, non arte per forza. Il design, il design mi piace tanto. Ok, vabbè, sicuramente c'è un animo artistico, perché altrimenti non... Vabbè, chiaro. Sì, ma io disegnavo da piccolo, mi piaceva tanto disegnare. Infatti, Ok. quando ho provato a studiare, ho provato a fare design. Poi, Poi musica. Vabbè, poi hai capito che la tua strada era un'altra. no, perché andavo, poi vabbè, sono successe tante cose, ho capito che per fare qualcosa devi fare al 100%, non puoi farlo un piede dentro, un piede fuori. Allora, Livio, visto che tu non lo farai mai, lo dico io, il 4 maggio Ah, ok, sì. potete... C'è un concerto Ecco qua. a Napoli. Lo puoi dire. Venite a vedere il mio concerto. Io non so vendermi molto, cioè nel senso... vabbè, comunque io sono a Napoli il 4 maggio al Teatro Auditorium salvo d'acquisto. I biglietti sono su promosticket.it, quindi se volete venire a vedere un concerto vero, cioè vero nel senso onesto, potete venire. Però non si sa E sicuramente non si dirà nemmeno una palla. Livio, grazie per essere passato, ci ha fatto assai piacere. Grazie a voi. Grazie per la chiacchierata.